Signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di Baigigli. Che cos'è Baigigli? È il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico, o anche detto l'unico duo che è un trio. Molto bravissimo Marco. Gaetano bravissimo. è stato in silenzio, non sapeva la risposta. No, perché non si può dire molto bravissimo, ma vabbè. In questa puntata cosa sentiremo? Da morire da ridere. Bike e bike. E soprattutto chi l'ha fatta? Di che cosa parlerà la rubrica Chi l'ha fatta? Non lo so, ma intanto andiamo ad ascoltarci la Sigla! Vai Gaetano, canta la sigla, canta la sigla. Ma non ci sono le parole sulla sigla, Non come ci faccio? sono, non ci sono. Now. Eccolo. Wow. E sfumando dolcemente. Marco ha imparato a sfumare, cioè siamo arrivati quasi alla fine della prima stagione di Baigigli e hai imparato a sfumare finalmente. No, guarda qua, non gai impara. Beh, cari amici, oggi Sì. abbiamo preparato varie rubriche per voi. Certo, la prima certo. si chiama Morire dal ridere. Ma perché? Mi sono Da domandato morire da da morire da ridere, cioè da neanche in morire. italiano siamo in grado di mettere un titolo. Allora, parto da una data, vediamo se vi ricorda qualcosa in particolare a Marco. 25 giugno 2009, vai Marco. Allora, Vediamo. Avete fatto la prima comunione? No, abbiamo fatto uno spettacolo Sì. a Canaro, in provincia di Rovigo. Ah. ma soprattutto Vai, dillo, in quella dillo. stessa data è morto Michael Jackson. Esatto. No. Sì, Boretto, Cioè, sì. ma scusa, ma è morto lo A stesso Canaro, giorno a Canaro. Come a Canaro? A No, non è morto a Canaro. No, sai che spesso si associa un evento ad un luogo. Sì, no? per me Michael sì. Jackson è morto a Canaro. Esatto. Io, ma nel provincia senso, di no, Rovigo. non è proprio morto lì, insomma. Non vogliamo- è proprio morto lì, ma per noi sì, perché certo. avevamo appena finito uno spettacolo, stavamo caspita. tornando a casa e alla radio davano la notizia della morte di Michael Scusate, Jackson. nel 2009 non c'ero ancora io, per quello. No. Per me Michael Jackson è morto da un'altra parte. Insomma. partì, Questo sì, è interessante. cioè, interessante. Per noi è morto al McDonald's o Burger King, non mi Perché ricordo, zona è là. Sì, della sì, sì. fattoria. Che detta così sembra che abbia fatto indigestione, poveretto. Salutiamo Michael. Che comunque non si è morto, c'è con Marilyn, con tutti stati In un'isola nell'isola, con Elvis segreta. Presley. Con Janis Joplin, Sì, sono Di là, tutti là, un'isola sono tutti là, deserta sono tutti che là. non capisco perché si chiama deserta, che c'è 50 morti. Esatto, siete tutti là. Ah, è vero. Ma Vabbè. perché torno a quella data? Per un aneddoto. Sì. Perché in quella data è successa una roba storica. Io Dai. e Marco eravamo in scena, facciamo il primo pezzo e notiamo che in prima fila sono sì. sedute Sì, due sì. persone, una coppia, anche ieri estate, ma ieri aveva il giubbotto intorno, insomma, ieri uno attaccato con un K-Way, una Perché roba qui strana. esistono quelli Questo che hanno per farvi capire che il pubblico, da quando sono arrivato io, si è evoluto. Sì, diciamo questo sì. Adesso ne capivo il K-Way, la bella giacchetta. Esatto. Comunque, facciamo il primo pezzo. Queste due persone non ridono. Mai. Mai. No, dai, neanche una battuta. No. No, Torniamo per il secondo Scusa, pezzo. ma non ridono barra faccia cattivissima. Facce Dai. proprio cattive, rabbiose, del tipo adesso non so, una cassetta di pomodori, tac, e tirare il Cioè- o forse li abbiamo offesi. Comunque, durante tutti i cambi di vestito, tra un pezzo e un altro, mio e Marco si interroghiamo, ma abbiamo detto Cosa è qualcosa di successo? sbagliato. Ma perché questi si senta proprio in prima fila? Esatto. E per Ma tutto va il a casa, tempo se non te diverti. e anche un po' sconcentrati Sì. da sti due che comunque muso duro e non ride mai. E baretta fracà. Esatto, finisce lo spettacolo, si avvicinano a noi e penso adesso mi dirà parole per una certo, roba che non cioè, dici. beh, sì, Cioè, beh, butta sì, me via i l'aspetto soldi anch'io. di questo biglietto che tra l'altro gli era gratis. Era ancora gratis. Comunque, Esatto. che a faccia poteva fare di tutto, capivo? E Marco, ti ricordi la frase esatta? Dilla tu. Grazie ragazzi, perché penso di non aver mai riso così tanto. Ma figurati, bello. Non siamo mai divertiti così tanto. Allora, Perché? E quindi un momento storico. Io oggi direi a quegli amici, sempre che ne abbia fatto a fine Michael Jackson, questo non so. no, mi auguro di no. Posso dirvi, lasciatevi andare quando ridete. Perché? Perché per il cuore non c'è migliore medicina che una bella risata. Bravo. Non lo dico io, Sì. ma lo dice lo studio condotto studio? dall'ospedale de Clínicas de Porto Alegre in Brasile. Vabbè, vabbè, grazie. grazie. Cioè, Porto Alegre, cosa ha avuto che te dica? Porto Alegre. E appare una barzetta, ma è veramente l'hanno Dai, fatto. davvero? Sì. Adesso Cosa andiamo a fa? ascoltare anche uno studio sui muratori condotto dall'Università de Bahia. Pensavo da Porto Malta. Tolle. Dai. Cosa fa la risata? Ragazzi, espande il tessuto all'interno del cuore e provoca un aumento del flusso di ossigeno nel corpo. Bello. Per questo i pazienti affetti da malattie delle arterie coronarie, nell'ambito di questo studio, hanno Sì. partecipato ad un corso di terapia della risata
e attenzione, hanno mostrato una riduzione dell'infiammazione e una salute migliore. Beh, bellissima sta allora, cosa, no? Bellissima. Quindi volevamo portare acqua al nostro mulino assolutamente, No, perché vabbè, dovevamo vendere migliaia di biglietti perché a finirmi a casa. Quindi la risata fa bene, perché? Perché andiamo a vendere biglietti e No, finirci. perché te da finirti a casa. Esatto. E io e Gaetano che invece ce l'abbiamo già, per esempio. Lo so. Potremmo però- anche venderne centinaia di biglietti. No, migliaia. No, migliaia. Ma perché dico questo, ragazzi? La cosa interessante è che la terapia condotta con questi 26 adulti è stata divertente. Cioè, per 3 mesi, metà dei partecipanti doveva guardare programmi comici della durata di un'ora ogni settimana, tipo figo. sitcom popolari. Sì. L'altra metà doveva guardare documentari seri su argomenti come la politica o la foresta amazzonica, sai che robe degli animali. però Un, se po' bella un foresta, politico, Sì, se bello, anche però dei politici abbandonati in una foresta amazzonica non sarebbe mai come... ci sta. Alla fine delle 12 settimane di studio, il gruppo che ha seguito i programmi comici ha mostrato un miglioramento del 10% in un test che misurava quanto ossigeno il loro cuore potesse pompare nel corpo. Ma è tanto Quindi, bella sta cosa. Hai visto che roba? Cioè, no, ma quindi questa ricerca smentisce il proverbio morire da ridere. Bravo, che si dice, Guy, no? se dovrei dire vivere da ridere. Bravo, Cioè, perché bello, il cuore che pompa no, ma è meglio. proprio bella sta ricerca, cioè io mi Vedi. trovo veramente in linea con i risultati, cioè posso continuare a leggere io l'ultima vai, te l'avevo parte? messa, Cioè, la leggi. ok, allora, il miglioramento delle condizioni del cuore misurato nel 10% potrebbe aumentare fino al 50% se l'esperienza comica fosse vissuta dal vivo, addirittura al 70% in caso di comici specializzati nel dialetto della propria regione, visti magari a teatro. Ma veramente? Ma io non mi ricordavo sto passaggio di ricerca. No, vabbè, questa roba l'ho aggiunta io perché anche amico da finirmi a casa, non siete qua a finire del tutto. Ok. Ciao, sono Gigi Pleonastico, il vostro speaker di fiducia, e sono qui per consigliarvi di acquistare da... Trevisan e Scapacchiò. Questa settimana potete trovare... T-shirt con addominali finti, ultrasuoni, scacciatalpe, vasto assortimento di cannucce e cateteri, da non confondere. E ancora... Trolley con e senza rode, baette di spugna parachettoni col velcro, coniglietti porta stuzzicadente, E non perdetevi le offerte su... ruote di ricambio per tricicli, Hammer e Corriere, Cosa c'è? masticcion pa' i sorsi, paraspifferi artigianali pa' portonsinico e sfese. Dica che teniamo anche che i manini col bastone per grattarti a schiena. Tutto questo da... Trevisan e Scapacchiò. Ascolta, ma spiegami un attimo. Le ruote... Erode fa Hammer, Corriere e tricicli. E tricicli. Meraviglioso. Però un po' Trevisale Scapacchioga ha capacità tutto. di A tutto. A tutto, come a tutto, a dire, tutto. prevedere quello che sta per succedere, perché quando sì? dice ruote di ricambio per tricicli non sono i tricicli ma sono i cicli, quelli di cui voglio parlare in questa rubrica. Quindi era tutto collegato, con un per senso. dire, per parlare delle biciclette, perché la prossima rubrica in effetti si chiama Bike e Bike. In che senso? Ah. Cioè bike 2 volte o e-bike, quelle elettriche? Che sei un trattino in mezzo per queste bike, quelle elettriche immagino. Elettriche. Allora, devo dire che per rimettermi in forma ho cominciato da un annetto ad andare via in bicicletta. Mi piace molto perché non era una cosa che avevo mai provato a fare nel tempo, però ho scoperto la meraviglia delle piste ciclabili. Beh, che poi tra l'altro ce ne sono un sacco, no? Ce ne sono un sacco, e dopo anche ve ne dirò qualcuna del Veneto che vale la pena di affrontare. Bello. Che ancora non ho fatto perché sono ancora agli inizi, quindi devo fare tutte le strade che porteranno a fare i vari anelli, i vari percorsi. Quindi dislivello raggiunto finora. No, dislivello. Sì? Allora, l'ultima L'hai parte a dislivellato? piedi. L'ultima parte Si dice dislivellato. L'ultima parte però a l'ho piedi. dislivellato. Ah, sì, Ciclista vero. nato. Ho capito, ma intanto. E tu? E tu che fai il fenomeno, e tu? Posso permettermi di to say one word in the square? Dai, quindi Di dire una la parola in piazza. Perché a 20 anni insomma, ho fatto una grande esperienza ciclistica. Cioè? Che Dai, tanti te una gara ciclistica? No, un'esperienza ciclistica. Al limite, Pippo fa, ricordiamo quello dietro alla moto. Per, Ah, sì, la sì. rottura dei ciclisti. Sentiamo, Cosa fa quello dietro la moto? Attenzione, curridori in arrivo, spostarsi a destra! Dai, raccontaci. La mia grande esperienza ciclistica all'età Sì. di 20 anni. Tanti ti dice se non te si allenano sta andare in montagna in bicicletta. Invece a 20 anni col mio amico Checco, che saluto, siamo partiti da Fossò con Provincia di Venezia. con delle bici non elettriche, noi eri ancora dei bici grazielle, quelle dei no. nostri genitori, non bici city bike da uomo. ok. Qui freni a bacchetta. Esatto. Beh, sì, bellissimo. Con l'obiettivo di arrivare a Tresche-Conche. Cacchio, No. cioè, Sì. l'altopiano di Asiago. All'altopiano di Asiago, dove Checco aveva a casa, no?
Siamo fermati il primo tornante del costo. Beh. Quello che abbiamo proprio fatta. Ma scusa, ma da Fossò al costo siete arrivati? Sì, con grandi tappe siamo In arrivati quanti verso giorni? sera, se viene un nostro amico Toma torna in macchina. Però avete fatto parecchia strada. Il Siamo andati a mangiare a Oh, Kubelek mamma mia. dopo. Ciao. Bello, Ciao, bello, Kubelek. bello, bello, Ricordiamo che noi facciamo pubblicità a tutti, ma nessuno Nessuno ci offre. offre Ora, niente. se quelli del Kubelek sente adesso, Basta, però. veniamo a No, mangiare, basta invitarci. io tra l'altro ho smesso di andare in bicicletta dopo il triciclo. Ma adesso che so che Trevisano Scapacchio vende i rode di ricambio del triciclo, quasi guarda. quasi riprendo l'attività. Perché Perché stai ancora tra l'altro. sì, secondo me perfetto. non toccano ancora a portare. Però sai qual è il problema? Allora, che c'è una serie di problemi Sì. nel ciclismo. Il problema numero uno, le e-bike. Quindi ti devi faticare come un assassino. Certo. E C'è ti uno passa che davanti passa. una vecchia che più in bicicletta è che vero. ti guarda anche ridendo per dire che Ebete non sai che adesso fai Che elettrico. Esatto, Di esatto. solito le tedesche anche Ma ben che tedesche, piazzate. quei guys sport della spesa cioè, è proprio una roba allucinante. È una roba, ti giuro, Mila, faticosissimo stare dietro a sti anziani. Vabbè, sti cioè, anziani. No, che dopo insomma sono bravi perché certo. comunque anche la bicicletta che ricordiamo non è che è un motorino, No. quindi bisogna no, fare fatica. comunque Di un sicuro minimo. forse sono più allenati di te comunque in ogni caso. Assolutamente, Sì. assolutamente. Anche perché io vedo signore di una certa in bicicletta che cioè, questi Sfreccia. corre, ma no, quei biciclette, questi corre tantissimo. Ah, sì, cioè, sì, l'altro sì. problema è che te passa a fianco persone che corre tantissimo in bicicletta, ma veloce, forte, non ti vedi più. Sono allenati. E quindi ti fa certo. sempre sentire a disagio. Ma sì, Sì. questo sì. Sì. E l'altra cosa è il costo dei biciclette, cioè ultimamente il costo di bicicletta è schizzato alle stelle, però i materiali sono veramente interessanti ed è bello. Abbiamo tantissime cose in Veneto da vedere, tantissime piste ciclabili. Vi faccio Citane due o tre, qualcuna. Dai, due o vai, tre vai. esempi. La ciclovia delle Isole di Venezia, 50 chilometri, perché è bello, perché unisce biciclette, vaporetti, isole, mare, laguna, per cui si può partire dal centro del Lido di Venezia, si raggiungono gli alberoni, Bello si così. sale sul ferry boat, si va a Pellestrina, poi si Bellissimo. passa anche Caroman, l'Osi naturalistica, Sì. quindi molto bello. Ne abbiamo già parlato, il parco regionale di Colli Eugani ha un giro ad anello, sono Bellissimo. 64 chilometri, Sì, alla fine ho scoperto che 64. sì, per lo più pianeggianti. Ma da mountain bike questo, più che no, da... no, cioè, voglio Perché dire- gli altri li possiamo fare da city bike, no? Quelli Sì. in provincia di Venezia e le isole, quelli si può Sì, fare tranquillamente, sì, insomma, non adesso c'è un vanno dislivello. adesso vanno molto le gravel, che sono No. biciclette tipo da corsa, però che permettono di fare sterrati. Ah, ok. L'anello Ok. dei Colli Eugani ha anche tratti sterrati, però si fa. Certo. Quindi si può fare. Poi io non ci sono mai stato, ma dicono Sì? essere bellissima la Treviso Stiglia. A Treviso Stiglia l'ho fatta con Checco, io avevo 21 anni, c'è stato un altro tentativo. ma sì, Secondo me ci Thomas tenga è a andato fermare- a Treviso. Esatto. A Treviso si ferma in parcheggio, si è partito e guarda, chiama Thomas, va che se- Però stavolta siamo partiti da Tresche Conche in discesa, manco che faccia fare in corsa. Però la Treviso Stiglia sono 70 chilometri in un tratto Bello. di un'ex ferrovia, proprio la Treviso. sì, sì. Bello. Quindi è molto bella, se vi piace, insomma, raccontateci le vostre esperienze in bicicletta, fateci scoprire tanti nuovi percorsi. Poi la cosa bella di queste piste Sì. ciclabili è che non devi fare la strada, perché ragazzi, adesso che vado in bicicletta, prima io ero quello che diceva "Oh, ma caveve". Adesso vedi, sei io passato direi, dall'altra parte. "Oh, ma sposteve". Lo so. però La normativa qui- dice che la strada è di tutti, Certo. ciclisti Sì, ho e capito, automobilisti. Se ognuno fosse intelligente a Esatto, pensare al questo proprio la normativa ruolo, non la sarebbe- spiega. perfetto. Esatto, la normativa dovrebbe dirci Però anche questo. non sfresate, come si dice in Veneto, i ciclisti stando troppo vicini. Esatto. E i ciclisti, se siete in gruppo, ogni Mettetevi tanto in spostatevi via. per Esatto. passare le Esatto, macchine. esatto. E chiudo con una citazione di Marco Pantani. Grande Marco. Il ciclismo a me piace perché non è uno sport qualunque. Nel ciclismo non perde mai nessuno. Tutti vincono nel loro piccolo. Chi si migliora, chi ha scoperto di poter scalare una vetta in meno tempo dell'anno precedente, chi piange per essere arrivato in cima, chi ride per una battuta del suo compagno di allenamento, chi non è mai stanco, chi stringe i denti, chi non molla, chi non si perde d'animo, chi non si sente mai solo. Tutti siamo una famiglia, nessuno verrà mai dimenticato. Chi, scalando una vetta, ti saluta, anche se ti ha visto per la prima volta, ti incita, ti dice che è finita, di non mollare. Questo è il ciclismo per me. Bella. Come sapete, a Baigli ognuno di noi porta una rubrica, quindi Esatto. io l'ho fatta
Marco l'ha fatta, quella de guys si chiama chi l'ha fatta. Ma in che sì, senso chi Allora, l'ha ve fatta? lo Guarda, spiego, ve lo preoccuparmi. spiego. No. Parto da una premessa. Sì. Spesso noi facciamo i comici e spesso la gente ci chiede: ma qual è il vostro comico preferito? Ah, sì, vero. E io domando a voi altri, cioè, qual è il vostro comico preferito? Escluso Gaetano, Pippo e Marco. Esclusi i presenti. Chi Allora, è? ce ne sono tantissimi, però Sì. devo dire che uno come Nino Frassica, Ecco, vedi? che poi non Evergreen. cioè, Bravo. è una persona che mi fa ridere quando parla, indipendentemente da cosa dice o da quante volte ho sentito quello che ha detto. Pippo? Ma allora io spazio da Ricky Gervais Grandissimo. a Nino Frassica anch'io. Nino Frassica. Poi c'è un personaggio che mi fa capotare solo a vederlo, che è Herbert Ballerina, cioè non sì, è un sì, comico sì. di per sé, però è uno che mi fa tanto ridere, Bello, sempre, vero? qualsiasi cosa faccia. Tipo, ad esempio, a me piace tantissimo anche Mago Forrest, straordinario. sì, Insomma, ci sono comicità differenti, gusti differenti. Mi piace molto anche il fatto che tra questi che abbiamo citato, Noganese 1 in classifica, perché pochi anni ovviamente. fa una prestigiosa rivista ha stilato la classifica dei 100 comici più grandi di sempre. C'è una buona e una cattiva notizia, ragazzi. Vai. Nella classifica siamo citati, ma solo per danni per appartenere alla categoria. Ok. Questa era buona o brutta? No, era brutta. La buona notizia è che siamo primi nel sondaggio di un'altra prestigiosa rivista che si intitola Marco e Pippo e altri comici. Quindi siamo primi in classifica, incontrastati. Chi ha fatto questa statistica? Ma una rivista americana, insomma, per cui tra l'altro ci sono anche molti comici americani all'interno, chiaramente insomma è influenzata un po' dal loro gusto. Chiaro. Detto questo, nella classifica dei 100 comici più grandi di sempre, sapete chi è al primo posto? Charlie Chaplin, a dimostrazione del fatto che la comicità non è solo di parola, ma è anche fisica. Secondo posto? Stanley Olio. Assolutamente. Ma lo dico solo perché ho letto il tuo file. Ok. Esatto. Al terzo posto, però, se non lo leggete meglio, ma voglio dire, questo forse non l'avreste mai indovinato. Al terzo posto c'è Richard Pryor, che è un attore degli anni 80-90 che fece film tipo Non guardarmi, non ti sento, Chi più spende più guadagna. Esatto, autore di battute straordinarie tipo How was when you find your ass. Avevo sul diario, questa è sì. No, scherzi a parte. Poi insomma ci sono anche altri artisti molto più conosciuti. Woody Allen è al sesto posto, Chris Rock, famoso, no? Ricordiamo per lo schiaffo agli Oscar di Will Smith, quello del schiaffone. Jim Carrey c'è? Jim Carrey è al 36esimo posto. Che ti chiedi Steve Martin è all'8° posto, anche Steve Martin insomma conosciuto. Poi ci sono nomi molto meno C'è uno conosciuti speciale al di Steve grande Martin pubblico su Netflix che è molto bello, che è spettacolare, è vero. Molti altri nomi sono invece meno conosciuti al grande pubblico, occupano però delle posizioni importanti, tipo al quarto posto c'è George Carlin e al quinto posto Lenny Bruce. Se non li conosci perché non hai una cultura di un certo tipo, comica, un interesse, difficilmente li hai visti in televisione sul grande schermo. Però scusami se ti interrompo, Guy, però su YouTube c'è tanto da tantissimo. vedere ed è Tra l'altro adesso interessantissimo. anche grazie all'intelligenza artificiale ho visto dei video già ridoppiati in italiano, che è una cosa molto interessante, quindi non fai neanche la fatica di leggere. Però insomma, al di là di tutto questo, io vorrei testare la vostra... anche a Marco e Pippo si potrebbe doppiare in italiano. Secondo me è difficile, l'intelligenza artificiale non è abbastanza intelligente. Non ce la fa, intelligenza artificiale versione 2. Per testare la vostra conoscenza comica, perché visto e considerato che fin adesso sono sempre stato vittima dei vostri quiz, ho preparato io un quiz per voi che si intitola appunto Chi l'ha fatta? E sono delle battute. Vi leggerò delle battute, vi darò, per semplificarvi la vita, 3 possibilità e voi dovrete indovinare quale tra queste 3 è. Sì, però Marco vede. Marco vede. Ma non hai risposte? Non ho le risposte. Allora, scusa, guarda il file. La prima. Avevo già cercato di A New York un pedone viene investito ogni 3 minuti. Poveraccio, non fa neanche in tempo a rialzarsi. Questa l'ha detta Lenny Bruce, George Carlin o Achille Campanile? George Carlin. Achille Campanile, Marco vince il primo punto. Veramente? Sì. Mi hanno regalato... Pensa, è una battuta molto... insomma... Senti questa. Per puro caso, però... Senti questa. Mi hanno regalato un paio di sci d'acqua, solo che non riesco a trovare nessun lago in discesa. Vabbè. Zuzzurro e Gaspare, Woody Allen o Alberto Sordi? Gaspare e Zuzzurro. Woody Allen. Zuzzurro e Gaspare, 2-0 per Marco. 2-0 per Marco. Questa, mio nonno era un uomo molto insignificante. Al suo funerale il carro funebre seguiva le altre auto. No. Nino Frassica, Lo so. Woody Allen, Gino Bramieri. Qui ci potete arrivare.
Gino Bramieri. Woody Allen. Woody Allen, Pippo, ma non ne sai una! Neanche una. La prima volta che si trovò di fronte a un piatto di spaghetti li scambiò per una versione impegnativa dello Shanghai. La so. Mago Forrest, Chris Rock, Alessandro Bergonzoni. Alessandro Dai, Bergonzoni. questa era facile. Dai, manco una. Questa è più facile di tutti. Signori, si nasce e io modestamente lo nacqui. Totò. Guy di Marco e Pippo, Adamo di Adamo ed Eva. Guy di Marco e Pippo. O ancora, porto mia moglie ovunque, ma lei riesce sempre a trovare la via del ritorno. Raul Cremona, Gabriele Cirilli, Claudio Bisio. Direi un... Cremona o Claudio Bisio? No, Gabriele Cirilli. No, io dico Raul Cremona. Raul Cremona. Oh, Marco le sta indovinando tutte. Questa: Dio prese del fango, ci sputò su e nacque Adamo. E Adamo, asciugandosi il viso, disse: cominciamo bene. Don Ferdinando della parrocchia di Cavarzere, Giobbe Covatta, Corrado Guzzanti. Giobbe Covatta. Forse è parola di Giobbe. Esatto. Ogni mattina un pettirosso si alza e vola. Ogni mattina un canarino si alza e canta. Non importa che uccello hai, l'importante è che si alzi. Flavio Aurelio, Mago Forrest o Silvio Berlusconi? Questo è difficile. La praticava, ma secondo me Flavio Aurelio, grandissimo. Questa è più facile. Mia moglie mi ha sposato per fare un dispetto a un uomo. Dopo un anno ho scoperto che quell'uomo ero io. Mario Zucca, Duilio Scantamburlo, marito della Ines. Andrea, il nostro tecnico del service. Duilio Scantamburlo. Esatto. No, Mario Zucca. Ma il pensiero era comune. L'ultima, per farmi addormentare, mio padre mi lanciava in aria. Purtroppo non era mai lì quando tornavo giù. No. Robin Williams, Pippo di Marco e Pippo, Groucho Marx. Allora, o Groucho o Robin Williams, quello dei Tech Death. Dici che non ero È Robin Williams, l'attore comico, tra l'altro, tra nella classifica è centratissimo. Allora, mica va detto Groucho Marx. Allora mi dico Robin Williams. No, Groucho Marx ha detto, ad esempio, all'infuori del cane il libro è il migliore amico dell'uomo, dentro il cane è troppo scuro per leggere. Questo è decisamente Groucho, ma Esatto. l'altra era però allora... L'altra era Robin Williams. Ora, sono questa campione, rubrica... potevi fare il comico. Sì, proprio. Questa rubrica voleva anche essere il pretesto per dire che una classifica dei comici più divertenti di sempre, magari anche difficile da fare, no? Perché la percezione del comico è soggettiva, cioè quello che fa ridere a Marco magari non fa ridere a Pippo, non fa ridere a me. Insomma, anche i nostri sketch fanno leva su tipi diversi di comicità, per questo magari un personaggio piace di più o diverte di più di un altro, dipende un po' dai gusti. Io ad esempio per fare questa rubrica ho cercato un po' di spaziare tra i diversi generi. Si è morto uno nel frattempo. Nel frattempo dietro di noi è caduto tutto, non so se l'avete sentito. E tra sentito l'altro in tante podcast. battute le ho dovute scartare perché ormai certe cose non si possono neanche più ridire pur per il bravissimo. Ma io vorrei lasciarvi con le parole di un grande comico, un grande artista e soprattutto un grande uomo che dice: credo che la comicità sia semplicemente e allo stesso tempo magnificamente una chiave che serve per aprire le porte più facili ma anche quelle più intime, profonde e personali delle persone, e che dietro tutte quelle porte ci sia sempre e solo la felicità. Wow, cioè cosa? Wow, Charlie Chaplin. No. Staglio. Un Andiamo grande in uomo. ordine, Staglio. No. Il terzo chi era? Aceto. No, questa è mia, ragazzi, cioè non so cosa dire. Grande uomo, ma soprattutto modesto, direi Gaetano. Sì, Cioè, chiudere con la propria citazione è veramente il top. Mi pareva normale. Comunque, dai, Cioè, siamo l'altro arrivati alla finale di puntata. L'altro giorno in dolce che ha scritto mi amo. Cioè, comunque ci pensate che ci sono persone che hanno investito più di 20 minuti del loro tempo per ascoltarci. Sì. È bellissimo. No, è vero. C'è anche fia preoccupante sta roba. No, c'è aspetta. anche altro da fare, devo dire che peggio ancora se tutti quelli che per sostenere il nostro progetto podcast Baigli andranno nello shop di Marco e Pippo ad acquistare la maglietta ufficiale di Baigli, la bag, o la tazza di Baigli. Ma una tazza di Baigli e poi torna anche al fruttivendolo. Sì, vabbè, ma non sei quella ma tazza no, dei Baigli. Comunque, no. insomma, per questi e molti altri gadget perfetti anche per Natale, tra l'altro, andate a visitare il nostro shop sul sito marcoepippo.com. Trovate il link qui sotto nella descrizione della puntata. Molto bene. E soprattutto alla prossima puntata. Ciao! Baigli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!